Eccoci qua amici cari, col nuovo oroscopo della settimana. Questa settimana è tutta una sorpresa ricca di novità per questo oroscopo, perché parte dal 15 marzo al 21 marzo. Io ve lo leggo giorno per giorno, ok? Giorno per giorno vi do la lettura del vostro oroscopo. Prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo volevo ricordare a tutti quanti voi che se siete nuovi di questo mio oroscopo, se siete persone nuove, che è la prima volta che vi affacciate a questo mio video, non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube, il mio canale YouTube. Dopo avervi iscritto, attivate la campanella delle notifiche in modo tale che quando io andrò ad caricare un nuovo video vi arriverà la notifica. Un'altra cosa da ricordarvi importantissima è quella di segnarvi i miei numeri che vedete nello scrollo, perché mi occupo di cartomanzia nel privato. Se avete bisogno di un consulto riservatamente, privatamente, potete contattarmi in privato. Un'altra cosa, se volete chiedermi informazioni in merito a un ritorno d'amore, un legamento d'amore, se il vostro uomo vi ha lasciato per un'altra donna e volete che torni da voi, che torna come prima, io posso aiutarvi. Quindi contattatemi nel privato e parliamo del vostro problema per vedere e verificare come è possibile intervenire. Andiamo con la lettura del segno dell'Ariete, partendo dal giorno 15. Ariete, è possibile intervenire. Andiamo con la lettura del segno del giorno 15. Vantaggi da gruppi, nuove conoscenze, intesa speciale con l'Acquario. Sarai in forma e ti sentirai molto attivo, attento alle spese impulsive. Oggi potreste vivere una giornata fantastica solo se riuscireste ad abbandonare quel leggero velo di tristezza che vi accompagna e evita cambiamenti radicali che potrebbero compromettere la tua posizione, la tua immagine. Non essere troppo critico e nel lavoro cura ogni minimo dettaglio. Giorno 16. Sarai attivo e affascinante. Famiglia, casa e amore saranno importanti. Persone invidiose potranno parlare male di te. Non farci troppo caso. Noie al lavoro o tra colleghi. Una giornata che vi potrebbe lasciare seccati e scocciati. In serata un po' di agitazione a causa di qualche piccolo disturbo fisico. Inutile essere gelosi. La situazione che vi è venuta a creare non cambierà per questo. Mettetevi l'animo in pace e guardate avanti. Giorno 17. Una giornata importante per chi ha trattative in corso o attende un avanzamento. In amore l'attesa si prolunga. Le poche opportunità che fin qui avete avuto vi hanno scoraggiato abbastanza. Giove si predispone a darvi una mano, ma è necessario che siate pratici e che non vi lasciate prendere dallo scoraggiamento. Avrai tante cose da fare, parenti e vicini saranno importanti, possibili spostamenti in famiglia, tutto a gonfie vele. Favorite le gite con gli amici e molto benessere in arrivo. Giorno 18.
attirare molta invidia e gelosia da parte degli altri. Non datevi peso, ma state attenti a pettegolezzi e dicerie potrebbero con il tempo danneggiarvi a vostra insaputa. Oggi l'umore tende al nero, cercate di distrarvi un po', magari ascoltando musica, e vedrete che presto passerà. Buone nuove in arrivo per i nati di mercoledì, gli altri dovranno accontentarsi della rotudine. Attenti agli elettrodomestici e agli oggetti appuntiti. Ottime possibilità che incontriate una persona che non vedete da tempo. Ci sarebbero anche molte cose da chiarire con questa persona, ma per il momento sarà meglio soprassedere. Giorno 19. Giove oggi vi è amico, molte cose che inizierete andranno felicemente in porto e con successo. Bene. Mettete in conto che però dovrete impegnarvi a fondo, non potreste desiderare di meglio per oggi. Giove ben disposto, anche se non mancheranno inconvenienti e piccoli fastidi. È il momento buono per darsi da fare e iniziare a lavorare per un progetto che vi sta a cuore. Oggi potreste avere un'occasione che aspettavate da tempo per parlare con qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Siate decisi e mostratevi convinti di ciò che affermate. Potrete essere improvvisamente ammaliati da una persona straniera o da una vecchia fiamma. Per i single questa settimana sarà decisiva. Ci sono grandi cambiamenti in arrivo. Giorno 20 marzo. Se avete perso le speranze di risolvere una questione, sappiate che non è detta l'ultima parola. Solo se riuscirete a convincervene potrete ottenere brillanti risultati. Oggi potreste incontrare o sentire una persona che non sentite o vedete da molto tempo. Limitatevi però alla cordialità senza scendere nei particolari di quello che avete fatto in sua assenza. Mattinata senza nessuna pretesa, soprattutto in amore. Nel primo pomeriggio però la situazione si potrebbe capovolgere del tutto e soprattutto per i single riservare delle note effervescenti che fanno ben sperare per la serata. Oggi concentratevi sul lavoro e in serata sul vostro partner. Se siete in coppia o su persone conosciute da poco, se è single. In fondo potreste anche strappare promesse interessanti e ottenere cose desiderate da lungo tempo. Giorno 21 marzo. Non tutto è tranquillo anche in amore. Qualche nuvola all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati. Tuttavia qualche piccola stonatura potrà servire sia a chiarire alcuni malintesi che a vivacizzare il rapporto. Siate parsiosamente d'accordo con l'armonia e prudenti in tutto oggi. Prudenza alla guida di auto e moto e fate attenzione se prendete ascensori o scendete le scale, fate attenzione. In passato sembra dover tornare con tutte le sue paure e i suoi fantasmi, abbandonate l'idea di poter rivivere le cose belle. Potreste rivivere solo i momenti brutti. Prudenza, oggi avranno fortuna coloro che credono nel lavoro autonomo e cercheranno di avviare uno. In fondo avete adeguato capacità e doti per buone garanzie di successo. I sacrifici che dovreste fare saranno ben ripagati. Bene, ed era così il segno della Ariete. Dal giorno
15 marzo al 21 marzo. E andiamo con il segno del Toro. Giorno 15 marzo. Chi l'ha detto che non ne siete capaci? Avete poca stima e fiducia nelle vostre capacità. Questo è uno sbaglio. Usate tutte le vostre forze per raggiungere il vostro scopo. Oggi sarete particolarmente piacevoli nelle vostre discussioni e diciamo allenterete le simpatie di conoscenti e amici. Avrete la battuta pronta e saprete distrarvi in numerose situazioni. L'amore busserà presto alla porta del vostro cuore. Abbiate il coraggio di accoglierlo. Giorno 16 marzo. Oggi prendete in considerazione la possibilità di fare pulizia tra le vostre amicizie e rivedere i rapporti con le vostre conoscenze e i vostri colleghi. Oggi non è il caso di fare acquisti rateali. Pensate bene a quello che fate e valutate meglio le vostre risorse. A partire dal primo pomeriggio potreste avere l'occasione giusta per conoscere persone interessanti e che vi saranno molto utili in futuro, sia professionalmente sia per il lavoro e perché no per avviare qualche nuova attività. Giorno 17 marzo. Molto buoni rapporti con fratelli, sorelle, cugini, zii o vicini di casa. Novità. Sarà ambizioso, desideroso di eccellere una lettera, telefonata o notizie da una che non senti da molto tempo. Vi mancano pazienza e costanza in questo periodo. Siete piuttosto agitati o perlomeno vi sentite una strana inquietudine dentro. Cercate di distrarvi, regalandovi qualche ora di svago o di relax. Marte e Venere sembrano oggi farsi la guerra per voi. Ragioni di cuore oggi non si sposano per niente. Provate a scegliere in un secondo momento il da farsi. Potrebbe essere l'unica cosa da fare. Giorno 18. Cercate le strade per un accordo con alcune persone. La strada migliore è quella che va a metà tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Provate a chiarire provate a chiamare una persona a cui tenete molto ma che è da un pezzo che non sentite o non vedete. In fondo fare il primo passo potrebbe essere determinante, ma non strafate e mantenetevi sempre su una linea sobria e composta. Se state pensando di separarvi, fate bene i vostri calcoli e potendo rinviate la decisione e fate in modo che siate certi di averle tentate tutte, ma proprio tutte. Se avete deciso qualcosa, sappiate che avrete qualche difficoltà nell'attuarlo. Solo i nati di mercoledì hanno oggi qualche possibilità di vedere e realizzare ciò che hanno a cuore. Giorno 19. Predisponetevi a un incontro importante e cercate di farvi trovare pronti. Potrebbe essere l'occasione giusta per molti. Avrai a che fare con persone mutevoli di umore. Sii tollerante, improvvisi cambiamenti di piani, attento, potresti perdere un oggetto. Qualcuno potrebbe scoprire il vostro segreto, fate molta attenzione a mantenere
i vostri segreti unicamente per voi. Qualcuno intorno a voi vi pensa e nutre dei sentimenti per voi, ma non è detto che si faccia avanti. Giorno 20. Sappiate rendervi liberi da un rapporto che non vi potrà offrire più niente. Se aspettate che sia l'altro a prendere l'iniziativa, aspetterete a lungo. Fatevi furbi e prendete voi l'iniziativa. Otterrete inaspettatamente brillanti risultati. Giornata fortunata per i nati di venerdì e lunedì. Potreste anche pensare di tentare modestamente la fortuna e magari realizzare un piccolo desiderio. Sensualità accentuata, interesse per l'occulto e per i misteri della vita. I tuoi talenti nascosti ti daranno tanto, potrai ricevere un bel regalo. Giorno 21. Chiamate qualcuno che desiderate da tempo. Sentire. Se le vostre strade si sono allontanate, non è detto che non si ricongiungano o che non possano convincervi ancora una volta. Vi verrà chiesta l'amicizia su social network da parte di chi ha ben altre mire e scopi su di voi. Siate prudenti però. Se state pensando di avviare un'attività in proprio o un lavoro autonomo, sappiate che oggi è la giornata ideale per accarezzare questo progetto e cercare di farlo nascere. Non indugiate e rimboccatevi le maniche, mettete da parte quello che potete oppure in alternativa limitate le spese. In seguito potrebbe tornarvi utile aver risparmiato qualcosa. Bene, ed era così il segno del Toro, il segno del Toro. Andiamo col segno dei Gemelli, eccolo qua. Dal giorno 15 marzo al 21 marzo. Giorno 15, giorno grigio e monotono per le coppie di oltre 2 anni. Qualche incontro emozionante potrebbe scuotere qualche coppia che hanno fatto nell'abitudine la loro principale ragione. Cercate di essere realistici, oggi fate bene i vostri conti e misurate meglio le vostre forze. Vivere di sogni spesso comporta l'inevitabile fallimento. Meglio essere pratici e concreti. Se l'amore in mattinata sembra lontano da voi, già dal primo pomeriggio sentirete l'ebbrezza del vento dei sentimenti. Approfittatene per passare un po' di tempo con la persona a cui tenete tanto. Giorno 16. Ottimo giorno per iniziare un corso di yoga o per imparare cose nuove. Avrai voglia di analizzare ciò che hai nel più profondo di te stesso. I nati di martedì trarranno beneficio da alcune ispirazioni favoriti dalla Luna e da Giove. Per gli altri sarà una giornata all'insegna del vogliamoci bene. In amore scegliere questa volta potrebbe toccare a voi. Fate ordine nella vostra vita e sgombrate il campo dalle zavorra che negli ultimi tempi vi ha appesantito. Giorno 17. Molto bene oggi la fortuna per i nati di lunedì. Dovreste tentare la fortuna senza strafare. Potreste realizzare qualche piccolo desiderio. È inutile trascinare quel problema troppo per le lunghe. Siate più risolutivi, più sicuri di voi stessi, soprattutto più concentrati.
Vi state convincendo di cose completamente errate e state ascoltando troppo pettegolezzi e troppe chiacchiere inutili. Mettete uno stop a tutto questo e risolvete un problema che avete in amore. Giorno 18. Un amico potrà essere poco sincero, segui ciò che ti dirà di cuore. Favoriti gli acquisti di ogni tipo, ma attendi a non accedere. Cura di più il tuo aspetto, magari vai dal parrucchiere. Attenzione a non fare tardi a qualche appuntamento importante. Accettate qualche invito particolare e galante, ma curate di essere puntuali. Un amico vi darà un dispiacere negandovi un aiuto. Perdonate e passate oltre senza fissarvi. Se gli amici vi fanno sorrisi di circostanza, non è detto che non siano sinceri. È solo che negli ultimi tempi vi siate lamentati un po' troppo e non è proprio il caso di insistere su questa linea di condotta. Giorno 19. Mercurio vi apre a nuove amicizie e conoscenze. Date la giusta fiducia, ma solo dopo aver conosciuto bene le persone che incontrerete. Attenzione ai social network, gestite i vostri profili con riservatezza. Molte dicerie e pettegolezze sul vostro conto potrebbero mettervi in cattiva luce. Fate attenzione alle malelingue e alla loro diffusione. Potrebbero nuocervi più di quello che immaginate. State spendendo troppo e male. Forse è venuto il momento di regolare i vostri acquisti e di limitarsi solo allo stretto necessario. State accanto al partner perché in questo momento ha molto bisogno di voi. Non sottovalutate le sue esigenze. Giorno 20. Avete ben poco da ricriminare. Certe cose ve le siete volute voi ed è inutile nascondere che prima o poi verranno fuori i vostri sensi di colpa. Riflettete sui vostri comportamenti con il necessario distacco e vedrete che non poteva finire diversamente. Oggi potreste risultare particolarmente creativi ed estrosi e suscitare l'interesse o la curiosità di qualcuno a voi molto interessato, che vi riguarda da parecchio, quindi siete interessato molto a questa persona che vi riguarda da parecchio. Fate in modo da non sciupare queste occasioni, però. Non rimandate ciò che dovresti fare oggi, mantieni le tue promesse, sarai molto generoso oggi. Metti del denaro da parte se puoi. Il Sole e Giove per alcuni saranno davvero i giusti catalizzatori di ogni forma di successo. Quando in serata arriverà l'influsso misterioso della Luna e il fascino di Venere, alcuni di voi potreste avere davvero una serata d'amore indimenticabile, da incorniciare addirittura. E infine il giorno 21, possibili segreti nella coppia, soprattutto se il vostro rapporto dura da almeno 2 anni. Mostratevi decisi e con le idee chiare. Oggi non è il caso di incorrere in esitazioni che potrebbero poi darvi noie e problemi in futuro, sia in amore che sul lavoro. Giornata ottima per comprare vestiti e prodotti per la bellezza. Fascino sugli altri con i tuoi modi di fare. Difenditi dalla tua privacy però sul social network che c'hai il tuo profilo, senza pubblicare notizie riservate sul vostro conto. Siate riservati e mettete in conto che potrebbero esserci persone
disposte ad approfittarsi delle vostre confidenze pubbliche. Bene, 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 bene. E andiamo con il segno del cancro. Andiamo a vedere cosa dice per voi. Giorno 15 per il cancro. Oggi potreste ricevere una proposta interessante. Ponderate bene e scegliete dopo aver fatto un'attesa analisi del beneficio. Solo in questo modo sarete in grado di affrontare una decisione giusta. Se siete in corsa per attendere un lavoro, fate in modo da monitorare la situazione costantemente. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e non mollate nemmeno un istante. Imparate ad essere più cauti in amore. La fretta vi potrebbe spingere verso scelte sbagliate. Giorno 16 marzo. Ora sono disponibili chiarimenti che Mercurio potrebbe favorire per i nati di giovedì e mercoledì tra le 21 e le 24. Per gli altri Mercurio potrebbe solo favorire occasioni di chiarimenti, lasciando a voi la forza di sostenerli. È ora di dedicare più tempo al vostro hobby preferito e se non ne avete uno, fate in modo da coltivare qualche interesse. Giornata ideale per restare a casa a guardare un film o a restare collegati con qualche amico su internet. Non cantate vittoria, dovrete ancora faticare tanto prima di ottenere quello che aspettavate. Giorno 17. Abbiate più fiducia in un amico che vuole solo aiutarvi. Ricordate che potrete ricevere tantissimo aiuto, ma a risolvere i vostri problemi voi probabilmente non ci sarete con la mente, però cercate di esserci. Poi solo voi. Mi raccomando, buone nuove in arrivo per i nati di domenica e martedì. Notizie che apparterranno diciamo praticamente molto restrittive, sembrano di poca importanza e vi aiuteranno invece a cambiare qualcosa nella vostra vita. Escogitatene un'altra per tenere accanto a voi la persona amata. Certe strategie non funzionano così, o meglio non funzionano più. Giorno 18. Oggi avrai la testa tra le nuvole. Impegnati di più e fai bene ogni cosa. Ti potresti distrarre molto facilmente. Meglio assicurarsi di buon esito di alcune domande per lavoro che avete presentate di recente. Buone prospettive per chi deve sostenere un esame o un colloquio oggi. Il mondo sembra cadervi addosso. Niente paura, c'è il rimedio per alcuni mali che ti affliggono, solo che devi riposare un po' e poi riflettere sul da farsi. Giorno 19. Relazioni pericolose potrebbe venire alla luce del sole. Prestate molta attenzione, soprattutto se siete nati di domenica. Fate attenzione che si tenterà di farvi confessare con l'inganno, occhio, problemi in casa con persone mature. Fate in modo da evitare ogni discussione e ogni contrasto. Questo è il momento meno adatto per spiegarsi perché Mercurio è per voi in cattivo aspetto. Non sottovalutare.
possibilità di un viaggio all'estero, bene l'amore, originalità, la forma fisica è discretamente buona. Tuttavia pensa a una palestra o a uno sport nuovo. State pensando a una persona che vi sta particolarmente a cuore e non distoglie da voi il pensiero. Cercate però di pensare positivo e che forse ogni tanto qualche sogno si avverrà pure. Giorno 20 marzo per voi. Oggi avrete dei presentimenti, alcuni dei quali saranno giusti e fondati, però non date credito a sensazioni negative che vi verranno dal vostro particolare stato d'animo. Oggi lasciatevi andare e cogliete il momento. In fondo si vive una sola volta. Pigrizia, sbalzi di umore, metti ordine alle tue cose, vantaggi da banche, pensioni, danare altrui, una possibile somma di denaro che entra facilmente, inaspettatamente. Non abbiate fretta con il vostro partner, siate più fiduciosi e guardatevi bene dal polemizzare troppo in questo periodo. Giorno 21, buone opportunità in amore per i nati di giovedì e venerdì. La luna sembra favorire oggi i rapporti platonici e quelli nati da poco. Marte è decisamente contro di voi, visto che vi farà perdere più volte il controllo della situazione, facendovi arrabbiare. Oggi sono privilegiate le relazioni clandestine e segrete. I partner che devono nascondersi dagli occhi del mondo potrebbero trascorrere momenti di sogno. Non sottovalutate l'ipotesi di presentarvi a un appuntamento con un regalo che farà felice il vostro amante. Se pensate che tutto vi va storto, consolidatevi. Alcuni di voi da questo periodo triste sapranno trarre grandi vantaggi. Bene, bene, bene. Ed era il segno del cancro. E adesso andiamo con il prossimo segno, che è il leone. Giorno 15, situazioni inaspettate potranno verificarsi in casa o in famiglia. Cerca di avere più cura delle tue cose e di avere pazienza nel maneggiarle. Una giornata tutto sommato abbastanza tranquilla. State per rivedere una persona che non vedevate da tempo. Cercate di mostrarvi sorpresi, di rivederla anche se in fondo vi è indifferente. Un po' di cortesia non fa mai male. Giorno 16, meglio per voi se riuscirete a organizzarvi in modo da trascorrere qualche weekend in piacevole compagnia. Avete bisogno infatti di distrarvi e di molto riposo. Ignorate le pettegolezze di chi vi circonda, siate più attenti alle vostre esigenze. Buone prospettive oggi per chi dovrà affrontare a breve un esame o un colloquio. Giove vi è favorevole, è il caso di mettercela tutta, avete grandi possibilità di successo. Giorno 17, poche occasioni ma giuste ed interessanti oggi, lavorate di più e cercate di mettere da parte qualcosa, vi torneranno utili per i momenti difficili. Oggi i single beneficeranno in particolare di un Venere in buon aspetto che consentirà loro di trascorrere anche una piacevole serata. Chiarite subito con una persona a cui tenete oggi aspetti di un problema prima che risulti irrisolvibile. Non mancate oggi di rispetto a un vostro parente.
Giorno 18, l'amore oggi per alcuni attraverserà la giornata come un lampo. Vi potreste illudere e poi pagare con una delusione. Meglio essere concreti e restare con i piedi per terra. Badate solo a quello che potete realmente toccare con mano e che ha alla vostra portata. Non poche novità ci potrebbero essere oggi a causa di un buon aspetto di Giove e soprattutto di Mercurio. Approfittate di ogni situazione favorevole per sistemare alcune cose che aspettano di essere sistemate da tempo. Oggi sarà meglio pensare opportunamente alle parole senza esprimere e avventurarsi in giudizi pregiudizievoli dei rapporti con gli altri. Mercurio oggi è dispettoso, non potete restare alla finestra a guardare. Mettete mano a tutte le vostre energie e risorse e cercate da oggi di essere più attivi, meno pigri e soprattutto di prendere l'iniziativa. Giorno 19. Ottime possibilità di conquistare stima e fiducia della persona che avete nel cuore. Mostratevi interessati a ogni cosa che fa e che occorre. Cercate di farvi coinvolgere, vi sembra che ognuno reclami un pezzetto di voi. È un periodo in cui non provate e non trovate pace. Forse è il caso di staccare la spina per qualche tempo e fare in modo che gli influssi negativi di alcuni pianeti si allontanino da voi. Siate così concentrati su voi stessi e sui vostri interessi, che faticate ad esprimervi allo scambio naturale con gli altri. Apritevi di più agli altri e fate tesoro di ogni cosa per voi, di ogni cosa per far rinascere i rapporti. Non fatevi prendere dall'egoismo. Se potete aiutare qualcuno in difficoltà, fatelo. Che soffre in disagio, che ha bisogno di un piccolo e valido consiglio, fatelo. Aiutare il prossimo farà bene a voi stessi. Giorno 20. Ottime possibilità di ricevere qualche regalo per i nati di martedì. I nati di mercoledì avranno una giornata al di sopra di note e sapranno cogliere momenti indimenticabili. Possibile oggi una telefonata o una notizia da persona che non sentivate da tempo. Prima di fare qualunque passo oggi misurate bene le vostre forze e non fatelo mai più lungo della vostra gamba il vostro passo. Meglio per un giorno pensarci di più e meglio su quello che pensate di fare. La prudenza vi premierà. Presto in questo periodo farai molte amicizie. Oggi proprio potrebbe capitarne una, ma attento, sii sempre riservata, prudente e valuta bene le persone che conoscerai. Giorno 21 marzo. Insofferenza, conflitti con donne, cerca di non stancarti troppo. Attento alle cadute nel maneggiare coltelli, arnesi appuntiti, vai alla ricerca dei collaboratori adeguati. Senza persone valide è meglio non fare alcun progetto ambizioso. Se non potete fare a meno di qualcuno, almeno non fatelo ingelosire inutilmente pensando di conquistarlo. Così rischiate solo di rovinare il bel rapporto di fiducia che c'è tra di voi. Troverai la forza di difenderti da una situazione che potrebbe accecarti qualche momento disagioso. Bene, e così abbiamo dato lettura al segno del Leone e adesso andiamo al segno della Vergine.
Giorno 15 marzo, nervosismo e tensione accompagnano la vostra giornata. La vita di coppia ne risente tantissimo. I single spenderanno la loro giornata a leccarsi le ferite per le occasioni mancate. Buone prospettive per una scelta importante da cui può dipendere il vostro futuro. In amore vi sentite alquanto smarriti e non potrete di certo ricriminare a nessuno. Avete le vostre colpe, grinta e forza d'animo, ecco quello che oggi vi ispira. Marte, Mercurio, poi vi darà grande comunità con amici e parenti. Sul lavoro è atteso da parte vostra un'iniziativa che i vostri capi si aspettano da tempo. Giorno 16 marzo. Per chi vive una storia extra o clandestina, la mattinata sarà piuttosto pesante. I dubbi che vi assalgono potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Occhio alle indiscrezioni, insieme formate una bella coppia. Attenzione però alle malelingue che hanno sempre qualcosa da dire sul vostro legame. Ottima giornata quella di oggi, solo avete molte cose da fare e da risolvere, ma in fondo la dinamicità è il vostro forte. Giorno 17, siete calienti con il partner ma non vi sentite abbastanza corrisposti. Occorre capire che le attenzioni date a chi non merita sono inutili. Buone opportunità per trovare un lavoro provvisorio. Occasioni che si presenteranno da sole e che vanno colte a volo. Vale la pena di organizzare la vostra giornata in modo che rispettano un po' tutti gli impegni di lavoro, possiate dedicarvi a quello che vi piace di più in assoluto relax e tranquillità. Giorno 18. Dovresti cercare nella giornata di oggi di vivere secondo il tuo abituale modo e non quello che gli altri vorrebbero. Del resto cercare di essere sempre se stessi e salutare è fonte di soddisfazione. Giornata importante oggi. Potreste fare ottimi affari e risolvere una vecchia questione pendente. Riceverai informazioni attese da tempo. Sarai attraente, buon l'umore oggi. Favoriti studi e viaggi. Ottimi contatti con i parenti e i vicini di casa. Finalmente la luna sembra sorridervi, ispirandovi una tale energia che sembrerete davvero una persona nuova e rigenerata. Anche in amore alcuni potrebbero avere momenti emozionanti e di sicura soddisfazione. Il giorno 19. Se l'umiltà non è il vostro forte, oggi cercate di esserlo a tutti i costi. Solo in questo modo riuscirete ad affrontare la giornata e a uscire indenne da critiche e pettegolezzi che potrebbero nuocervi. Amore alla deriva. Vi siete circondati di aspettative vane. Purtroppo oggi è il giorno nero per l'amore, perché mantenere il punto quando avete voglia solo di correggervi questo incontro. Su, coraggio, cercate la via migliore per un'intesa buona. Qualcuno dal passato potrebbe ritornare improvvisamente a farsi presente nella vostra vita. Qualcuno che vi è difficile immaginare, ma che tuttavia non è mai smesso di pensarvi. Giorno 20. Successi personali. Esci, socializza, cura la corrispondenza, alta energia.
Fai i programmi per il lavoro e fissa appuntamenti importanti. Oggi una persona si mostrerà carino e gentile con te. In fondo anche a te sta bene che si usi un po' di gentilezza nei tuoi confronti. Qualche problema evidente in amore per i nati di lunedì e venerdì, tra le 11 e le 18. Per tutti gli altri sono solo qualche malumore passeggero e qualche problemino risolvibile con poco e in poco. Contrattempi sul lavoro. Nello studio invece avrete momenti di tensione a causa di colleghi che risulteranno inopportuni. I nati di venerdì potrebbero avere dei mal d'umore e soprattutto mal di testa molto intensi. Giorno 21. La monotonia oggi sembra non lasciarvi mai, eppure avreste 1000 motivi per stare in allegria con gli altri e con i vostri amici. Oggi vi sentirete inspiegabilmente attratti da una persona che non pensavate potesse interessarvi da questo punto di vista. Attrazione però che potrebbe essere fatale. Che senso ha ricriminare un passato? Se avete vissuto nel passato una storia extra con un Ariete o un Capricorno, sappiate che le colpe sono solo vostre e che nel suo amore avete capito poco. Stress e pigrizia messi insieme vi potrebbero rendere la giornata davvero noiosa e ungiosa. Cercate di organizzare la serata in modo da essere in compagnia di amici e persone simpatiche. Bene, e così abbiamo dato lettura al segno della Vergine e adesso andiamo al segno della Bilancia. Bilancia, allora, giorno 15 marzo. Vi sentirete alquanto stressati. Il fatto è che avete poca voglia di darvi da fare perché negli ultimi tempi molte vostre speranze sono andate deluse. Oggi sarete chiamati a una decisione importante e dovrete affrontarla solo dopo aver chiarito a voi stessi gli obiettivi che vi proponete. Oggi vi sentirete particolarmente sollecitati a prendere delle decisioni importanti per la vostra vita. Tutto sembra concorrere a una svolta decisiva. Procedete tuttavia con cautela. Giorno 16. Se siete nati di domenica non sperate in quella notizia o telefonata. Potrebbe non esserci e per questo resterete molto delusi. Avete buone idee ma tendete a concretizzarle poco. Il vostro talento è indiscusso, ma vi state abituando troppo a farvi trainare dagli altri. È giunto il momento di essere voi trascinatori e entusiasti dei vostri stessi progetti. Oggi una persona che incontrerete vi potrebbe dare dei dispiaceri e sembrarvi particolarmente molesta e fastidiosa. Cercate di avere pazienza e di sopportarla. Giorno 17. Coraggio, oggi potreste anche pensare di assumere qualche impegno in più, di energie in fondo ne avete e quindi vi conviene movimentare la vostra giornata per renderla interessante. Notizie in arrivo per telefono o per email o per posta. Finalmente qualcosa di nuovo su una questione che vi sta particolarmente a cuore. Se Venere vi rende oggi irresistibili, tuttavia dovete fare i conti con Mercurio che oggi per voi non è decisamente di buon aspetto e potrebbe crearvi qualche dispiacevole imbarazzo o contrattempo. Giorno 18. Potranno nascere malintesi di
ogni genere, cerca di sostenere al massimo l'orgoglio, cerca di ricordare i tuoi sogni. Potranno suggerirti messaggi importanti, potreste ricevere un messaggio o un'email inaspettato. Provate a chiudere gli occhi e a pensare solo a cose belle e straordinarie. Un po' di ottimismo non vi farebbe male. Se qualcuno oggi cercherà di farvi desistere da un vostro proposito, non ascoltatelo e fate solo finta di accettare il suo consiglio. Seguite il vostro istinto e continuate quello che avete iniziato. Poi raccoglierete i frutti. Non buttate via l'ultima opportunità offerta dal partner, potreste pentirvi amaramente. Giorno 19. Ottima e comoda la vostra posizione per adesso, qualche migliore opportunità allora per consolidare i rapporti con colleghi, amici e parenti in vista di collaborazioni fruttuose e intense. Oggi nella vostra chat preferita potreste divertirvi di gusto, ma fate attenzione alle persone interessate che sperano solo quello. L'amore si lascia desiderare, cercate il dialogo con l'altro per chiarire la situazione, altrimenti le acque si confonderanno ancora di più. Se vi state esponendo troppo in una situazione, abbiate un buon senso di ricordare il vostro umore e a voi stessi che si mette troppa in mostra, difficilmente potrà ricriminare nel caso che vengano i ladri. Giorno 20. L'influsso di Saturno oggi vi invita a prendervi degli spazi di relax e di riposo. Ritemprate le forze per quanto vi sarà richiesto il massimo delle energie disponibili. Se qualcuno vi infastidisce non è colpa vostra, dovete solo limitare i danni mostrandovi staccati dal contesto e non fare invadere la vostra privacy. L'amore potrebbe andare discretamente solo se riuscissi a essere più aperto e a liberarti di vecchi pregiudizi. Avete ancora tempo per decidere sul da farsi. Non strafate e cercate di concentrarvi di più sui vostri obiettivi. Giorno 21. Quando vi sembrerà di crollare, sarà quello invece il momento di prendere il coraggio e di prenderlo a quattro mani e sfruttare al meglio l'aspetto positivo di Mercurio, mettendo in chiaro alcune cose con delle persone. Non sperate di ritornare con la persona amata, è troppo stanca dei vostri tira e molla. Guasti meccanici, controlla bene l'auto e moto, attenzione alla guida, vantaggi da denaro di altre persone, non badate ai pettegoli, cercate di tenere duro, ignorando chi non conosce realmente chi siete veramente. Bene, ed era così il segno della bilancia e adesso andiamo con la lettura dello Scorpione. Giorno 15. Fate controllare l'auto e fate qualche riparazione in caso è un periodo di sorprese e non detto che siano necessariamente positive. Con oggi inizia per molti una nuova fase, un'orbita decisamente positiva. Potreste avere anche a partire da questa giornata delle buone nuove occasioni in tutti i campi. Approfittarne dipende unicamente da voi. Potreste incontrare delle difficoltà nella realizzazione
di qualche progetto che per voi è prioritario. Cercate di salvaguardare le cose concrete da quelle irrealizzabili. Ricordate di usare sempre la ragione. Giorno 16. Guardate all'amore da un'altra angolazione. Vi accorgerete che vi sorriderà molto di più. Per alcuni potrebbe essere davvero l'alba del proprio sogno d'amore. Non siate intransigenti con chi conoscete in questo periodo e non usate il vostro modello di giudizio per capire le sue intenzioni. Per altri ancora sarà utile continuare ad apprezzare il proprio sogno d'amore. Evitate di discutere con il partner. Non ingelositevi se reclama i suoi spazi, ma non siate totalmente presuntuosi, diciamo, va? Potreste poi pentirvene. Giorno 17. Siate più riservati con chi vi ha fatto confidenze importanti o viceversa richieste di perdere una persona amica. Oggi potreste incontrare resistenze da parte di un amico a cui avete chiesto qualcosa. Meglio non insistere e procedere a una richiesta verso altri. Troverai la forza di difenderti da una situazione che potrebbe arrecarti qualche disagio. Giorno 18. Buone occasioni oggi per quelli nati di mattina, ci saranno generiche e buone opportunità in molti campi. In serata favorito l'amore soprattutto per le coppie giovani. Non cadere nella trappola dell'eretudine che massacra il rapporto. Cerca di vivacizzarlo come sai ben fare quando vuoi. Un flirt potrà trasformarsi in una relazione seria. Non essere però possessivo, cura le pubbliche relazioni. Stasera un gemelli potrebbe farti divertire. Inizia un periodo fortunato per l'amore, il denaro, la vita sociale. Se volete ignorare che un problema ci sia, fatelo tranquillamente, ma se lo fate perché sperate che si risolva da solo, allora sarà bene che vi apprestiate a risolverlo con le sole vostre forze. In amore e sul lavoro potrebbero nascere dei problemi in giornata. Il giorno 19. Oggi potreste chiarire delle cose con qualcuno che torna a farsi vivo. Ci sono buone opportunità di giungere a delle conclusioni definitive, almeno per voi, dovendo discutere intorno alle vostre idee, alle vostre ragioni. Fatelo sempre con tatto e sensibilità. Oggi è in agguato l'impulsività che potrebbe rovinare molte cose. Oggi dispensate sorrisi. Chi vi sta intorno ha bisogno di sentirvi sereni e in pace con voi stessi. Mostratevi sempre sicuri di voi stessi. Telefonate o messaggi in arrivo, anche di importanza decisiva o in ogni caso di vostro interesse. Qualcuno potrebbe essere particolarmente piacevole per voi. Giorno 20. Molte nuove possibilità, soprattutto per i nati tra le 11 e le 16 dei giorni giovedì e venerdì. Agli altri dovranno solo avere ancora un po' di pazienza. Sarà una giornata da dedicare allo shopping per farsi qualche regalo. Ve lo meritate. Anche per le amicizie si profitta un buon periodo. Tuttavia sappiate fare le vostre scelte al momento opportuno. Il sole illumina la vostra giornata astrologica. Nei momenti della giornata in cui incontra Giove potreste vivere davvero dei momenti incantevoli, in qualche caso anche irripetibili e soprattutto in amore. Un messaggio particolarmente importante vi sta per arrivare
attenti ai social network. Prima di dare amicizia a qualcuno, accertatevi che sia onesto, affidabile e soprattutto realmente quello che dice di essere. Giorno 21. Buone nuove per chi vive un amore complicato o extra. Oggi il vostro partner sembrerà avere una carica inesaudibile e saprà trascinare il vostro entusiasmo. Sarai attaccato alle cose che ti sono più care. Movimenti di denaro. La giornata vi scorrerà in modo assolutamente veloce e piacevole grazie alla congiuntura astrale positiva. Serata all'insegna della passione sfrenata con il vostro amore. Se state pensando di affrontare qualcuno per un chiarimento, sappiate che oggi è il giorno meno indicato per farlo. Urano e Giove sembrano dissolversi e Marte in agguato. Potreste creare solo situazioni imbarazzanti. Ed era così il segno dello Scorpione. E adesso andiamo alla lettura del Sagittario. Giorno 15. Perché siete così sbandati? Ciò che avete perso, cercatelo meglio, è vicino a voi. Potreste ricevere un messaggio che insegnerà in voi una certa speranza riguardo una situazione che vi sta molto a cuore e potrebbe essere la vostra buona. Oggi non date niente per scontato. È vero che siate costretti a guadagnarvi sempre tutto e con sudore, ma alla fine pensateci, c'è più gusto. Messaggi importanti in arrivo. Giorno 16. Oggi potreste avere delle occasioni irripetibili da molti punti di vista. Concentratevi solo su quelle che ritenete più importanti e datevi un modello di comportamento per fare le scelte giuste. Se state pensando di mettere una casa su una casa, fate un adeguato progetto e rivedete quelli già diciamo in esecutivo. Non fate il passo più lungo della vostra gamba. Notizie in arrivo da enti e comuni. Una pausa rilassante vi farebbe bene. Dopo riuscirete ad affrontare al meglio le questioni spinose della vita. Giorno 17. Non temete. Verranno presto a bussare alla vostra porta delle grandi novità. Poche parole a buon intenditore non vi serviranno. C'è qualcosa da chiarire e al meglio e oggi ne potrete avere la possibilità. Ma non liquidate la cosa diciamo in modo di disinteressarvi. L'occasione è giusta, approfittatene. Oggi potrete avere noie e fastidi da persone vicino di casa o vostri conoscenti. Non date loro spago e fate in modo da ignorarli. Giorno 18. Cercate di recuperare il rapporto con amici e colleghi. Alcune note stonate potrebbero diciamo alla lunga danneggiarvi. Non rifiutare il sostegno di un'amica che vuole solo starti vicino. Sii accomodante. Non state sempre a recriminare per i torti subiti e enumerarli, soprattutto se avete un partner. Piuttosto cercate di trovare nuovi stimoli per costruire un vostro futuro diverso. Avrai dei momenti di stanchezza in mattinata e poi tutto a gonfie vele. Giorno 19. Creatività, estro, buone idee. Sono particolarmente favoriti i cambiamenti in casa, tra amici e sul lavoro. Una situazione si sistemerà grazie all'aiuto di un parente o di un vicino di casa. Sarai serio, preciso nel lavoro.
buone le collaborazioni con persone più anziane e mature, intuitivo, ispirazione e idee estrose non ti mancheranno, sarai vincente e le userai tutte le tue idee particolari. Chi cerca un lavoro oggi potrebbe averne tutte le possibilità di trovarne uno, soprattutto i nati di domenica tra le 11 del mattino e le 14 del pomeriggio. Giorno 20. Ottime prospettive economiche per i nati di lunedì. Il cielo per gli altri è ancora nervoso e non promette ancora niente di buono. Occorre avere pazienza, a partire dal primo pomeriggio potreste avere l'occasione giusta per conoscere persone interessanti che vi saranno molto utili in futuro sia professionalmente sia per il lavoro e perché no, per riavviare a qualche nuova attività. C'è qualcuno che da lontano vi pensa, del resto anche voi avete difficoltà a dimenticarlo, però i tempi per un riavvicinamento non sono ancora maturi. Una giornata di prove vi attende, pazienza e diplomazia oggi dovranno essere i vostri punti di forza. Luna ostile per i nati di venerdì. Giorno 21. Diffidate da chi vorrebbe vendervi qualcosa a tutti i costi o da chi vi farà offerte che appaiono particolarmente vantaggiose. Se decidete di rifiutare, fatelo comunque con tatto e delicatezza, ma non con fermezza. Se siete sposati, pensate di fare un piccolo regalo al vostro partner. Pensatelo in modo che sia costretto a pensare a voi ogni qualvolta che lo ha tra le mani. Oggi un parente potrebbe deludervi particolarmente. Prestate attenzione però a quello che avrà da darvi e da dirvi. Risulterà molto importante per voi e per prendere le decisioni del caso. State diventando troppo gelosi. Con il tempo ne potreste pagare le conseguenze e pentirvene amaramente. Bene, ed era così la lettura del segno del Sagittario e adesso andiamo con quello del Capricorno. E allora, Capricorno, giorno 15. Se la fortuna oggi vi sorride, approfittatene sotto tutti i punti di vista. Oggi potrebbe essere davvero un buon giorno per voi, a patto che siate sempre voi stessi. Giove oggi offrirà qualche opportunità in più del solito per affrontare e risolvere qualche problema. Dispensate sicurezza agli altri e mettete da parte il pessimismo. Giorno 16. Sarai un po' distratto, avrai voglia di divertirti. Consigliato lo sport consigliato per te. Approfittane. Giornata piacevolissima, sarai corteggiato e ti sentirai molto bene. Un'amica potrebbe farvi qualche domanda indiscreta. Cercate di essere più riservati. Non portate rancore verso chi è già pentito dei vostri torti fatti nel passato. I nati di giovedì potrebbero avere delle occasioni di viaggiare, approfittane senza indugiare troppo. Potreste fare piacevoli incontri nel corso del viaggio. Buono. Giorno 17 invece una sciabola vi ferirebbe meno delle parole di un amico che oggi vi verranno dette, ma tenete presente che potrebbe avere dei seri problemi. Cercate di scoprirlo e potendo aiutarlo, se potete. Aiuti e consigli indisperati da un ariete. Cercate di essere aperti ai consigli e di farne tesoro.
Potreste incontrare qualcuno che non vedete da tempo. La raccomandazione è di ragionare con la testa e non con il cuore, meglio essere razionali. Giorno 18, possibilità di chiarimenti con persone in genere chiuse e poco disposte a discutere. Approfittate di questo momento per ottenere risultati che altrimenti sarebbero difficili da conquistare. Piccole divergenze in famiglia e sul luogo di lavoro saranno risolte con un po' di buonsenso, anche se non si possono negare le tue qualità. Non ami metterle in mostra. Oggi una persona vi deluderà molto. Fateglielo pensare, sta attraversando un suo personale momento di crisi e non ha tutte le colpe. Piuttosto cercate di aiutarla e mostrarvi comprensivo. L'intuito non vi manca e non sarà difficile poi capire le ragioni del suo comportamento. Giorno 19. Amore convincente alterne e umore mutevole a causa di Venere e Uranio che sembrano effettivamente dispettosi in questo particolare periodo. Potreste avere anche qualche discussione con il vostro partner o vedere la persona che vi interessa allontanarsi. Le persone che lavorano con te o per te saranno più invadenti del solito. Giorno favorevole per chiedere consigli e favori. Cura il tuo aspetto. Oggi potreste prendere in considerazione una scelta da fare per dare un corso diverso alla vostra vita. Forse tutto nascerà da una telefonata. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra diplomazia per superare una situazione imbarazzante tra amici, parenti o colleghi. Non date per scontato che ci siano sempre gli altri a tirarvi le castagne dal fuoco. Imparate a farlo da soli e con diplomazia, soprattutto riservatezza. Giorno 20. Giornata piuttosto monotona. Se potete, organizzatevi con amici o parenti per trascorrere una serata diversa. Forte immaginazione, buon umore, sarai estroverso, dolce, affettuoso. Cerca di riposarti più possibile in questo giorno. Una lieta notizia se sei nato di domenica è pronta ad aprirti un nuovo arco. Apritevi con gli altri, mettetevi in discussione e affrontate un cambiamento radicale che si impone nella vostra vita. Non siate pigri e datevi da fare. Oggi la gelosia vi pervade in modo particolare. Non riuscite a contenere la vostra gelosia e la vostra rabbia e risentimenti. Giorno 21. Buone occasioni per rendere persone che si vedono ormai da tempo, infondono un po' di colpa e anche vostra, perché avete perso i contatti. Non intestardirvi su difficoltà che adesso possono essere superate. Abbi più fiducia in te stesso e sarai ammirato per la tua efficienza. Iniziate ad avvertire la stanchezza di un rapporto troppo monotono. Cercate di incoraggiare il partner ad animarlo un po'. Rivedrai una persona che non vedi da anni, non chiuderti, ma cerca di accogliere con gentilezza le sue richieste. Bene, così era il segno del Capricorno, il segno del Capricorno. E adesso andiamo con il segno dell'Acquario. Giorno 15 per l'Acquario.
Siete davvero in crisi, tuttavia avete le energie necessarie per risalire la cima e risolvere i vostri problemi. Un incontro imprevisto si delinea all'orizzonte. Per i nati di lunedì l'amore potrebbe essere in affanno. In particolare i single nati in questo giorno non riusciranno a trovare un'intesa con nuove conoscenze. Favoriti viaggi e contatti con persone influenti, soprattutto se superiori. Potrai trarne benefici e potresti da altro campo avere buoni riscontri, buono, gratificante anche sul lavoro. Giorno 16, se state soffrendo perché il partner appare poco credibile in amore, allora è proprio giunto il momento di fare una serie di considerazioni. Giove oggi vi ispirerà una serena revisione della vostra vita che vi porterà sicuramente a risultati brillanti. Perché state diventando gelosi del vostro partner? Come mai? Ha bisogno solo dei suoi spazi. Proteggi ciò che hai e ciò che sei senza lasciarti incantare da parole d'amore dolci. Resta quello che sei e proteggi il tuo mondo. Giorno 17. Fate voi per i primi passi e quelli giusti. Non abbiate paura di dare coraggio, soprattutto se da questi passi possono dipendere alcuni aspetti importanti della vostra vita. Se vi piacciono le cose complicate, presto sarete accontentati. Cercate di restare con i piedi per terra in tutto e per tutto. Sarà la miglior garanzia per risolvere i problemi. Moderate le spese, cercate di risparmiare. Una buona norma è quella di evitare il superfluo e il di più. Operate con diplomazia. Giorno 18. Oggi vi sentirete particolarmente vivi e svegli. E là, avete buone possibilità di rifarvi di un periodo non certo così interessante. Buone opportunità per fare colpe sugli altri, avrai successo con amici e persone influenti, vantaggi da un vicino di casa o un parente stretto, serata alquanto movimentata. I nati di lunedì e venerdì alle ore 8 alle 10 del mattino devono stare attenti ai tradimenti, sia che li riceveranno sia che li andranno a creare. Poche possibilità oggi di avere un dialogo costruttivo con gli altri, soprattutto nella prima mattinata. La serata procede sicuramente meglio. Coltivate un hobby o uno sport. Giorno 19. Giornata propizia e piacevole. Colpi di fortuna, gioca e divertiti con moderazione. Sogni ad occhi aperti, promesse d'amore che non manterrai o che avrai difficoltà a mantenere. Giorno ottimo per risolvere problemi d'amore. Serata piacevole, vantaggi finanziari. Un breve viaggio o una gita potrà portarti soldi o allegria inaspettata. Pensate a costruire piuttosto che a disperare. Oggi particolarmente potete fare attenzione a non distrarvi dal lavoro o dallo studio. Inutile pensare a vecchie cose del passato. Ormai sono andate, non torneranno più. Piuttosto curate di meglio lo sguardo al futuro, dove ci sono 1001 opportunità da sfruttare. Giorno 20.
Oggi potreste ricevere qualche risposta negativa da parte di un amico a cui avete chiesto un favore. Non prendetevela e cercate subito di capire come fare per risolvere la questione. Inutile disinteressarsi di una situazione su una persona che non cambierà mai. Non l'ha fatto in tanto tempo, perché dovrebbe farlo proprio ora? Se avete tradito, fate attenzione, oggi il segreto potrebbe essere svelato. Oggi potreste restare delusi perché vi accorgerete che il partner non si interessa minimamente al vostro mondo. Addirittura alcuni potrebbero avere la netta sensazione di essere soli e abbandonati. Se la vostra coppia è formata da poco, occorrerà una sana valutazione se è il caso di continuare. Giorno 21. La vita di coppia è fatta anche di compromessi, sentimento e passione, sono i padroni discussi della vostra giornata, facendo passare in secondo piano gli aspetti pratici del rapporto a due. Marte vi sta rendendo particolarmente nervosi e Mercurio non vi aiuterà oggi a ottenere i chiarimenti desiderati che andrebbero a contribuire o a migliorare la vostra vita. Che fare? Attendere che Giove incalzi, spazzando via nervosismo e portando qualche buona nuova nella vostra vita. Perfetta intesa col partner, che si mostrerà particolarmente gentile e affabile. I single troveranno una buona compagnia con gli amici e da cosa potrebbe nascere cosa. Messaggi importanti in arrivo. Qualcosa di scritto vi raggiungerà presto. Bene, 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 ed era il segno dell'Acquario. E adesso andiamo a concludere con il segno dei Pesci. Giorno 15. Alcune complicazioni sul lavoro potrebbero rendere un poco nervosa questa giornata. Inutile stare a recriminare sulla cattiva sorte. In questo momento dovrete solo agire. Favoritissimi contatti con gli amici, nuove conoscenze interessanti, una sorpresa possibile, una nuova per un viaggio improvviso. Nessuno sa meglio di voi quello che sarebbe meglio, tuttavia a volte bisogna accontentarsi di quello che si ottiene, quindi usate il vostro senso e la ragionevolezza. Giorno 16. Lasciate perdere una vecchia conoscenza che si è riavvicinata nella vostra vita, non porterebbe nulla di buono. Giove attraverserà per qualche istante la vostra giornata, rendendola luminosa e facendovi cogliere qualche successo e delle soddisfazioni. Datevi da fare su tutti i fronti, oggi non è giorno per riposare, cercate di costruire di più e nel modo migliore. Se siete single, cementate le amicizie che vi potranno tornare utili nel futuro. Giorno 17. Mostratevi decisivi con le idee chiare, oggi non è il caso di incorrere in esitazione che potrebbe poi darvi noie e problemi in futuro, sia in amore che sul lavoro per le coppie, malintesi con il partner e tensioni che alla lunga potrebbero distagnare e incriminare il rapporto. Per i single momenti di scoraggiamento nei confronti della persona che vi interessa, amore quasi a gonfie vele. Cercate solo di essere meno gelosi, non ne avete motivo e pretese per rovinare solo un bel rapporto. Giorno 18. Giornata ideale per chiedere favori e consigli di ogni genere.
Cura la salute e il tuo aspetto, inizia una dieta disintossicante, è molto importante. Oggi una persona per voi speciale si presenterà molto favorevole. Provate a passare dalle parti di dove abita o lavora e fatevi notare. Alcune oggi saranno tentate di lamentarsi con la cattiva sorte. Considerate che ignorare la crisi non la eliminate certamente, ma la nasconderete per voi stessi. Non ignorate oggi dei buoni consigli che vi sono stati dati. Buone prospettive in amore per i single, almeno per quanto riguarda nuovi incontri e nuove amicizie. Rafforzate le vostre idee, che meritate più di quanto avete fin qui ottenuto. Giorno 19. Piccole divergenze in famiglia e sul luogo di lavoro saranno risolte con un po' di buonsenso, anche se non si possono negare le tue qualità. Non ami metterle in mostra, fate attenzione a certe situazioni create da quelli che vi stanno, da altri, da quelli che vi stanno intorno. Siate gentili con tutti, ma guardatevi bene dalle mischiarvi in cose non vostre. Oggi potreste chiarire delle cose con qualcuno che torna a farsi vivo. Ci sono buone opportunità di giungere a delle conclusioni definitive, almeno per voi. I nati di giovedì tra le 11 e le 19 oggi potrebbero trovare l'anima gemella o perlomeno concretizzare nuove conoscenze estremamente interessanti. Giorno 20, alcuni potrebbero ricevere oggi una risposta negativa a prestiti o mutui. Non desistete subito e cercate altrove. Troverete condizioni migliori e potreste realizzare quello che vi proponete. Ti esprimerai bene, sarai elegante, creatività. L'importante è oggi ascoltare la musica, gli imprevisti che ti potranno fare innervosire, sii paziente e tollerante. Persone esterne ti tormenteranno un po', fin troppo, nel vostro legame di coppia. Cercate di salvaguardarlo. È giunto il momento di pensare al futuro, anche se qualche incertezza resta, qualche preoccupazione per il denaro che continua a restare ben poco in tasca. E infine il giorno 21, per alcuni il disaccordo tra la Luna e Marte genererà una serie di malintesi e di fraintendimenti. Amici, colleghi e partner si dimostreranno oggi particolarmente esigenti. Ti sentirai allegro e contento. Buoni i contatti con le persone della bilancia, sia più analitico. Non dare tutto per scontato. Favorito il lavoro. Alti e bassi d'umore, stanchezza, nervosismo, evita i pettegolezzi. Giornata strana e piena di contraddizione, adeguati alle situazioni. Se siete single oggi risparmiate ogni sforzo, Venere non vi aiuterà. Se in coppia oggi evitate di incontrarvi col partner, potrebbe essere una giornata monotona. Bene, e così abbiamo dato la lettura anche al segno dei pesci. Il sottoscritto vi saluta e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, e che le stelle siano sempre con voi tutti.